Allora, buonasera, cominciamo questa conferenza che è la prima di una serie di conferenze sull'intelligenza artificiale eh, che abbiamo organizzato con la collaborazione del professor Alessandro Verri, del docente di informatica all'Università di Genova. E questa prima conferenza sarà seguita poi da altre conferenze, una al mese, la prossima sarà il 2 di gennaio, poi faremo il calendario dei prossimi 3 mesi, li manderemo a tutti, quindi potrete sapere poi le date precise di queste conferenze. La conferenza è organizzata nell'ambito, cioè i relatori che partecipano e parlano di intelligenza artificiale fanno parte di un centro dell'Università di Genova che si chiama MALGA. MALGA vuol dire Machine Learning Genoa Center e cosa fa e come è formato, di che cosa si occupa, ce lo dice il professor Alessandro Verri. E quindi se ci vuoi dire due parole tu, grazie. Buonasera, brevemente partirei dal nome che a noi piace leggermente di più, che è intelligenza artificiale, che troviamo un pochino, un nome che utilizziamo ma più per fare presa sull'uditorio, diciamo quando serve. Malga è un centro che è nato 5 anni fa, forse qualcosina di più. Eh, Credo che sia giusto dire che l'anima, il catalizzatore dell'iniziativa è il professor Lorenzo Rosasco. Da sempre, forse la cifra di Malga è che è un po', adesso è una parola che non si usa più, ma che secondo me funziona per descriverci, è glocal, nel senso che quasi tutti i componenti di Malga, toglierei il quasi, tutti i componenti di Malga sono, non direi proprio pasta al pesto, però insomma sono di origini genovesi, ma altrettanto quasi tutti i membri di Malga spesso sono tornati a Genova dopo aver fatto una buona parte o l'inizio, più delle volte della loro carriera in qualche altro posto e da questo punto di vista prof. Agnese Seminara non fa eccezione, nel senso che dopo aver studiato a Genova si è spostata in Francia, dove ha lavorato per un bel po' di anni, non tantissimi, forse 10. E questo è un tratto che accomuna molte delle persone che sono di Malga, forse è per questo che vedete tra i vari una delle cose che ci rende fieri è che questo centro raccoglie persone che spesso hanno avuto anche sono state capaci di attrarre finanziamenti importanti anche per via delle loro ricerche. Noi vantiamo in questo momento 4 IRC, che è un numero impressionante, cioè 4 persone che sono state insignite di questo riconoscimento importante da parte dell'Unione Europea, che da un lato ci rende particolarmente opulenti, dall'altro ci rende soprattutto più che opulenti in grado di richiamare l'attenzione, di richiamare domande di studenti di dottorato e di postdoc che invece con la pasta al pesto hanno meno dimestichezza, diciamo, quindi più della metà dei 60-70 componenti di Malga in questo momento viene da paesi esteri e questa è una cosa di cui noi siamo molto contenti. Malga fa machine learning da un punto di vista teorico, fa machine learning da un punto di vista, se vogliamo in questo caso, come ci racconterà Agnese, forse più applicato a problemi in cui, ehm, come dire, viene applicato a problemi che sono un pochino, come dire, in una cerniera tra la fisica e la biologia, come impareremo, e ci sono altri esempi, di cui sentirete parlare perché abbiamo organizzato, e qui finisco, se no faccio il seminario io, cinque talk perché ci siamo divisi in 5 unità che per così dire fanno capo a un gruppetti di noi che si occupano in particolare di cose, quindi la prossima volta, adesso il 2 gennaio mi hai spaventato, sei sicuro che sia il 2? Cioè il 2 io penso di essere tranquillamente sdraiato, diciamo, no, 23 gennaio. 23 gennaio mi piace un po' di più, ok, beh. No, il 2 mi sarei trovato un po' in difficoltà, 23 gennaio. Eh. Comunque, quindi sentirete parlare di ottimizzazione con Silvia Villa, sentiremo parlare di machine vision di computer vision con Francesco Odone, sentirete parlare di microscopia
ottica dal nostro l'ultimo acquisto, che è Luca Caratroni, e mi sto dimenticando di matematici in sé. Quindi ci sarà Matteo Santacesaria, secondo me, che ci parlerà di la matematica, perché l'ultimo, poi finisco, l'ultimo tratto di Malga è informatici, matematici, ingegneri, un po' buffo perché vabbè, ma è così, cioè, provenienti dal Dipartimento di Ingegneria, provenienti dal Dipartimento di Informatica. Anche Francesco Done. Cioè. Sì, questo me lo Ah, l'hai già ricordavo detto? perché sì, sì, sono tre persone che conosco bene. Vai, grazie. Bene. Allora, grazie. Allora, prego Agnese, sentiamo questa conferenza che appunto è, diciamo, mette insieme aspetti fisici, matematici, informatici con aspetti biologici, quindi ci sentiamo volentieri. Grazie per la tua partecipazione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie dell'introduzione. Allora, dunque, per oggi vi racconterò qualche cosa che ha a che fare con temi molto diversi, per cui cercherò di condurvi in questo viaggio, ma dovete un pochettino seguirmi perché non è ovvio come il comportamento animale, l'intelligenza artificiale e la fisica che cosa hanno a vedere uno con l'altro. Per introdurvelo vorrei partire dicendovi che il comportamento animale, che è quindi l'oggetto che mi interessa, l'applicazione che mi interessa, è costituito da sostanzialmente tutte le cose che noi facciamo. E tutte le cose che facciamo sono costituite da serie di decisioni. Quindi esempi sono esempi di tutti i giorni, come il fatto che ho dovuto preparare la presentazione per oggi, come il fatto che ho deciso di andare negli Stati Uniti tanti anni fa, come il fatto che ho deciso di tornare. Quindi le decisioni grandi e piccole compongono quello che si chiama il comportamento animale. Gli animali prendono decisioni per degli scopi ed è questa la chiave che ci consente di guardare il meccanismo di presa di decisioni da un punto di vista matematico e che ci consente di scrivere degli algoritmi, quindi usare l'intelligenza artificiale per capire il processo decisionale. E ancora manca la fisica però in tutto questo. A cosa serve, cosa c'entra la fisica in tutto questo processo? La fisica c'entra perché gli animali vivono in un ambiente fisico e per cui quando prendono decisioni acquisiscono informazioni che gli provengono dal mondo circostante e queste informazioni possono essere ad esempio informazioni visive, quindi onde elettromagnetiche, possono essere informazioni chimiche, che sono quelle di cui vi parlerò, e quindi odore che viene trasportato dall'aria o dall'acqua, può essere ad esempio il movimento del vento o di una corrente d'acqua che colpisce o che sfiora la mia pelle. Tutti questi segnali, quindi tutte queste informazioni sensoriali, sono veicolate da processi fisici. E quindi per capire queste cose tutte assieme bisogna per forza tenere in conto della fisica degli elementi sensoriali che ci arrivano, della biologia, di che cosa stiamo cercando di fare e degli algoritmi che ci consentono di prendere queste decisioni. Allora, questa cosa a questo punto della presentazione dovreste essere abbastanza confusi. E quindi, per raccontarvi esattamente che cos'è, facciamo un esempio concreto e poi andiamo per quella strada lì. Allora, quello che vedete, che sembra un ragnetto, in realtà è un polpo piccolo. Sì, è un polpo che forse non si sta muovendo. Come mai non si muove? Eh no, è proprio lui che è fermo, si vede che si è rotto le scatole di muoversi. Eccolo qua. Zac. Ecco, ora lo vedete muoversi. È un organismo, quindi un organismo vivente, che sta prendendo decisioni ad ogni istante di tempo. Le decisioni che prende sono: mi muovo un po' di qua, mi muovo un po' di là, apro i miei tentacoli, li richiudo. Perché lo sta facendo? Lo sta facendo in parte per esplorare, in parte perché nascosto in una di quelle scatolette, che non si vede, adesso non so quale sia la scatoletta giusta, c'è un piccolo pezzettino di cibo. E quindi lo cerca.
Allora, questo è un esempio di un comportamento complesso. Coinvolge il fatto che il polpo deve decidere cosa fare a ogni istante di tempo, coinvolge il fatto che l'acqua gli trasporta informazioni fisiche e coinvolge il fatto che il processo decisionale è fatto per uno scopo, quindi ha un comportamento biologico. Ok? Allora, prendendo questo come esempio, questo è quello che vi racconterò oggi, quindi partiamo con il polpo, quindi vediamo un pochettino di caratteristiche di questo polpo e perché vi racconto del polpo, che cosa sono le cose interessanti di questo organismo. Poi passiamo alla fisica, all'intelligenza artificiale e poi torniamo al polpo. Ok? Allora, perché vi racconto del polpo? Il polpo è una specie di alieno, nel senso che è fatto in maniera completamente diversa da come siamo fatti noi. Una delle cose più interessanti che forse avete sentito già dire, ci sono stati vari documentari sui cefalopodi di cui fa parte il polpo, è che il sistema nervoso è costituito da una parte centralizzata, quindi da un cervello centrale che è molto piccolo rispetto al sistema nervoso globale, quindi solo il 35% dei neuroni stanno nel cervello centrale. E gli altri? Gli altri stanno nelle braccia e le braccia non solo hanno tanti neuroni, ma hanno anche la capacità di, come dire, prendere delle decisioni autonome rispetto al cervello. Quello che vedete sotto è un video di un braccio del polpo che sta cercando di adattarsi a quella piccola sbarretta dove c'è un pezzettino di cibo. E se uno li guarda abbastanza si rende conto che anche senza vedere, il braccio, soltanto il braccio, è in grado di andare a recuperare cose in un ambiente che non vede. Come fa a fare questa cosa? Esattamente non lo sappiamo, però quello che sappiamo è che utilizza, le vedete qui, ora non so come fare a puntarvelo, ma la vedete la freccetta? Le vedete qui, ci sono centinaia di ventose attaccate al braccio e le ventose sono fatte così. Dentro alle ventose ci sono tantissimi sensori. Quindi il polpo ha questo sistema nervoso distribuito in cui dentro le braccia sono presenti sensori che sono in grado di acquisire informazioni dall'ambiente, informazioni chimiche e informazioni meccaniche, quindi cos'è la corrente che mi circonda e che cosa sono gli odori che sono presenti lì localmente. Una cosa interessante, di cui si sta occupando tra l'altro Francesco, che è qui nell'audience, è il fatto che non si conoscono meccanismi propriocettivi specifici per il polpo. Quando noi muoviamo un braccio, anche se non guardiamo dov'è il braccio, sappiamo dov'è. Questa cosa per il polpo non sembra sia possibile. Quindi questo completa un panorama che è piuttosto strano, nel senso che è un organismo unico, ma è fatto sostanzialmente di un sacco di braccia virtualmente indipendenti, che sono sensori e attori che possono fare le cose in maniera indipendente dal cervello centrale e in più nessuno sa dove sono. Questo però è un organismo ed è un organismo che deve sopravvivere e sopravvive molto bene. Questi sono altri film di questo collaboratore che sta all'University of Washington, dove vedete un polpo che sta navigando verso questo punto dove c'è un granchietto. E questa cosa la fanno benissimo, i polpi sono dei grandi predatori. Quindi, completando il panorama, abbiamo un organismo che è fatto di sostanzialmente individui indipendenti che hanno un sacco di libertà decisionale e che in qualche modo riesce collettivamente a comportarsi in una maniera molto efficace. Allora, questo ha catturato la nostra attenzione già un po' di anni fa, non posso promettervi che vi posso dire come funziona perché non lo so e nessuno in questo momento è in grado di dirvelo, però a partire dal polpo estrarremo un po' di problemi che invece saremo in grado di semplificare e attaccare utilizzando, combinando la fisica e l'intelligenza artificiale.
Allora, quali sono questi problemi? Queste sono le grandi domande che ispira il polpo. Come fa a negoziare la presenza di tutti questi agenti sostanzialmente indipendenti? Come gestisce il loro moto, i loro movimenti? Come fa a navigare verso i punti in cui vuole andare? Come fa a sopravvivere in generale? È un controllo centralizzato o è decentralizzato? Quindi queste sono le grandi domande. Come vi dicevo, non potrò rispondere a queste domande, però voglio introdurvi un paio di strumenti che sono utili per guardare dei pezzettini di domanda, che sperabilmente poi un giorno ci porteranno a capire esattamente come funziona il polpo. Allora, l'esempio che vi ho fatto è un esempio in cui il polpo, lasciamo perdere un attimino la sua complessità, ma il polpo come entità riesce a navigare verso il cibo. Allora, come si fa a navigare? Allora, poco tempo fa io ero là a Villa Cambiaso e dovevo venire qua. Allora, se non sei pasta al pesto e trofie, hai bisogno di sapere come arrivarci, no? Dal tuo luogo di lavoro al tuo punto target, che è l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Allora glielo chiedi a Google. E Google cosa fa? Mette sulla mappa il punto di partenza, il punto d'arrivo e poi fa una serie di conti complicati che utilizzano un sacco di informazioni, inclusa la mappa, inclusa la posizione di partenza e la posizione d'arrivo, per calcolare il percorso migliore. Questi sono problemi che si possono scrivere matematicamente, sono problemi in cui si cerca il percorso migliore per andare da A a B e richiedono appunto una certa quantità di informazioni che noi normalmente non abbiamo per i problemi che ci sono interessanti di cui abbiamo parlato finora. In particolare non sappiamo la posizione del nostro target. Come facciamo a raggiungerlo? In più potremmo anche non avere la mappa. Alcuni organismi sono in grado di avere una mappa mentale, una rappresentazione mentale di una mappa spaziale. Alcuni organismi no. Quindi Google in questo caso sarebbe completamente perso, okay? Non saprebbe cosa fare, però gli organismi qualche cosa in più ce l'hanno, che Google ancora peraltro non ha. Supponiamo di sapere che c'è un rinfresco giù al mente locale, ok? E io devo comunque andare da Villa Cambiaso all'Accademia di Scienze e Lettere. Supponiamo che producano della focaccia fatta bene, appena uscita dal forno, chiaramente io ho un sacco di informazione che mi viene da quell'odore lì. Lo posso seguire per arrivare al mio target? Questa è la domanda. E come vedete di polpi qua non si parla, è una domanda astratta che stiamo semplificando per cercare intanto di trovare un po' le coordinate. Allora, questo è un problema che soprattutto i biologi e i fisici entrambi sono categorie che si sono occupati di questo problema ed è un problema molto difficile alle distanze alle quali siamo interessati. E il motivo, ed è qui che arriva, è un motivo fisico. Allora, questo anche dovrebbe essere un filmino, ma è lo stesso che avete visto lì, quindi se non funziona è lo stesso. Quello che vedete qui è un filmino che richiede un paio di settimane su un sacco di computer molto grossi, che integra quelle equazioni che, anche se sono geroglifici, è uguale. In questo momento non ho bisogno che capiate i dettagli dell'equazione, ma è importante sapere che questo non è un'animazione come le animazioni che ci sono nei film di animazione, ma viene dalla risoluzione di un'equazione che è molto difficile da risolvere. Ci sono anche dei premi milionari per trovare le soluzioni analitiche, si chiamano equazioni di Navier-Stokes, e regolano il trasporto di questa sostanza, che è questa cosa che vedete in bianco, da parte del fluido. Quindi il bianco rappresenta l'odore che mi arriva dalla focaccia e quella equazione mi dice come si sposta nello spazio e nel tempo questa concentrazione di odore. Allora, lo vedete già qualitativamente da questa immagine, l'odore è molto complesso ed è molto complesso perché a queste scale tipicamente il moto del fluido è turbolento e quindi è molto caotico.
La turbolenza è la stessa cosa di cui avete esperienza sugli aerei, quando l'aereo inizia a ballare, è perché il moto dell'aria a quelle velocità e in quelle condizioni è turbolento, quindi è caotico, è in grado di generare fluttuazioni di pressione tale da far ballare un aereo. Quello stesso fenomeno è quello che causa questo complicato odore, questo complicato trasporto di odore. E se voi lo guardate nel tempo, quindi se voi vi mettete in questo puntino bianco qui, vi sedete lì e aspettate il passare dell'odore, quello che sniffate con il vostro naso a quest'area qua. È un segnale che è complicato perché è sparso. Ogni tanto l'odore lo sentiamo e ogni tanto no. Anche questa è una cosa di cui abbiamo spesso esperienza. Quando c'è un odore, tipicamente una puzza, non è sempre attiva, non la sentiamo sempre. Ogni tanto sparisce e ogni tanto riappare. E questa sparsità è quello che rende questo problema molto difficile. Quindi il problema di cui ci stiamo occupando è un problema difficile ed è difficile a causa della fisica dell'informazione sensoriale. D'accordo. Cosa ci possiamo fare? Ci possiamo fare un po' di cose. La prima cosa, che forse è la più semplice, è prendere ispirazioni dalla natura. Nonostante gli odori siano turbolenti e nonostante il problema sia così complesso, gli animali trovano cibo, compagni, scappano dai predatori, quindi usano questo odore turbolento in maniera molto efficace. Come fanno a farlo? Beh, la prima cosa che possiamo fare è guardarli. E questo forse è l'esempio più famoso di navigatore olfattivo è la falena. La falena, in particolare questa falena che è una specie invasiva e che quindi c'è ovunque, il maschio, che lo vedete un pochino più piccolo della femmina, vive pochi giorni e lo scopo di quei giorni da adulto è trovare la femmina. Com'è che trova la femmina? Trova la femmina perché la femmina chiama il maschio emettendo queste pochissime particelle, tracce di feromone, che è una sostanza chimica, nell'aria. Non vola neanche, sta seduta su dei rami d'albero e chiama. Chiama emettendo questo feromone e questo feromone, che è questa sostanza chimica, viene trasportata dall'aria attraverso lunghe distanze. E il maschio la sente questo feromone ed è in grado di trovarla a distanze di centinaia di metri nell'atmosfera, che come sappiamo è un ambiente molto turbolento. Vedi aerei che ballano. Allora, se noi li guardiamo, gli insetti sono stati studiati dagli etologi moltissimo, si sa, questo esempio è molto conosciuto, è stato guardato in laboratorio, in natura, eccetera, eccetera, e questi sono alcuni degli esperimenti che sono stati fatti, non ce ne sono moltissimi. Questo è uno esperimento particolarmente ingegnoso perché qui, dove c'è la falena femmina, vengono rilasciati feromoni e anche delle bubbles, delle bolle, in modo che le bolle marchino dove la concentrazione di feromone è un pochino più importante. E quindi guardando le bolle si sono resi conto che dove ci sono le bolle, questa è la traiettoria della falena maschio, e vedete che dove ci sono le bolle la falena maschio tende ad andare controvento. Sono queste zone più spesse della traiettoria. Vedete, la freccia indica la direzione del vento. Vedete che dove è spesso, cioè dove ci sono le bolle, quindi presumibilmente dove c'è più feromone, la falena maschio va dritta controvento. Però un sacco di volte queste bolle non ci sono. Infatti vedete che un sacco di parti della traiettoria sono sottili, non sono spesse. Quelle sono tutte parti della traiettoria dove possiamo assumere che la falena non stia misurando niente. E cosa fa? Va a zig-zag, perché vedete che il vento in questo caso sta arrivando così e lui fa così, zac. Questo andamento a zig-zag, che è stato notato non solo nelle falene ma
probabilmente questo è l'esempio più importante, uno potrebbe utilizzarlo per scrivere un algoritmo specifico che dice all'agente virtuale sul computer: quando senti l'odore vai dritto e quando non lo senti vai a zigzag. Questa cosa è stata fatta ed è solo uno dei tanti esempi di algoritmi biomimetici che dicono: io guardo la natura e dico a un computer: fai la stessa cosa che vedo fare all'organismo naturale. Come dicevo, ci sono moltissimi algoritmi di questo tipo che hanno anche una efficacia piuttosto alta, ma non c'è nessuna garanzia. Quindi se uno si chiede: ma qual è il modo migliore di zigzagare? Quanto grandi li devo fare quegli zigzag lì? Quanto devo andare dritto una volta che sento l'odore? Tutte queste domande in questo contesto non si possono chiedere, perché gliel'abbiamo detto noi al computer che cosa fare. Allora uno può chiedersi se c'è invece un modo di ottimizzare gli algoritmi, ed è qui che entra l'intelligenza artificiale. Allora, anziché dire all'agente virtuale che cosa fare, gli dico la seguente cosa. Ok, io non ti dico cosa fare, caro agente virtuale, ti dico soltanto: questo è il tuo ambiente, creo una simulazione numerica con queste grandi simulazioni, con molti computer in parallelo che risolvono la turbolenza per avere l'odore. E quello è l'ambiente, questa parte qua che vedete. Poi dico all'agente virtuale: ok, prova un po' a navigare. Quando arrivi alla sorgente ti dico bravo. E in questo modo l'algoritmo, facendo questa operazione molte volte, parte da una strategia che sicuramente è fallimentare, ma a poco impara, pianifica o impara. Lasciamo perdere i dettagli. Ma questo è un apparato, una struttura che mi consente di trovare degli algoritmi, quindi delle regole, per arrivare alla sorgente in maniera efficace. Qui è dove tocchiamo veramente l'intelligenza artificiale. Questi algoritmi qua sono gli stessi che, ad esempio, non so se avete seguito i grandi sviluppi, ad esempio, di DeepMind, che è riuscita a inventare un algoritmo che ha vinto contro il campione di Go. Questi giochi in cui cioè nella grande tradizione cinese c'è questo gioco in cui, non so se l'avete seguito, ha una serie di combinazioni quasi infinite che sono molto difficili da esplorare, ma questo tipo di algoritmi è riuscito a vincere il campione mondiale in carica. Quindi utilizziamo questo tipo di struttura algoritmica che è in grado di far imparare a un computer algoritmi efficienti per la navigazione. Gli diciamo solo bravo quando ci arriva. E allora questa cosa si può fare in modi diversi. Si può fare con una mappa, sono algoritmi di tipo bayesiano, okay? In cui c'è una mappa e io quindi mi chiedo, o meglio, l'agente artificiale si chiede: dove sarà il target? Qual è la posizione del target? All'inizio non la conosco, ma sniffo un po', sento odore, penso forse è là, e mi dirigo verso la posizione più probabile del target. Questi algoritmi hanno bisogno di una mappa. Sono la cosa migliore che puoi fare, ma sono molto pesanti perché hanno bisogno, il cervello o il computer hanno bisogno di accedere in continuazione a questa domanda: dove sono, dov'è la sorgente, che odore ho sentito, ah no, allora forse è di là, sposto le mie aspettative, mi chiedo no, forse potrebbe essere più in quell'angolo di là, ma ognuna di questi cambi ogni volta che cambio idea devo accedere a questa mappa spaziale, quindi è molto pesante. L'alternativa è quella di seguire l'odore e basta. Sento che l'odore sta aumentando, allora continuo ad andare in quella direzione, un po' come l'idea dello zigzag. Ok? Queste due cose sono entrambe possibili, noi e molti altri, ho messo un po' di citazioni, le stanno facendo, le stanno sviluppando. Quello che viene fuori, questi sono
la nostra versione di queste due alternative, quello che viene fuori è che se uno ha una mappa, ha un algoritmo che è molto efficace anche molto da lontano, mentre senza la mappa è un pochino più limitato. Vedete che i due film, nel film di sinistra sto partendo molto più da lontano, nel film di destra invece sono già sostanzialmente dentro questa nuvolona di odore, ok? Però a parte questo, che sono, diciamo, dettagli importanti per chi ha voglia di capire le caratteristiche di questi algoritmi nel dettaglio, però se uno li guarda così, alla fine fanno qualcosa che è abbastanza simile a quello che abbiamo visto fare alle falene, no? Vanno dritti quando sentono odore e poi quello un po' più nervoso, questo un po' meno nervoso, ma alternano upwind, cioè andare controvento, a zigzagare. Okay? Quindi in qualche modo questi diversi algoritmi riescono a raggiungere qualcosa che è abbastanza simile a quello che fanno gli algoritmi, ma in maniera che è basata su dei principi primi, dei principi di ottimalità. Ok, detto questo, questa era la mia introduzione alla fisica e all'intelligenza artificiale. Chiaramente quello che uno vorrebbe sapere è, ok, ora che abbiamo tutte queste alternative, che cos'è che fanno gli organismi? E diversi organismi faranno cose diverse perché hanno delle proprietà diverse. Alcuni sono capaci, come dicevo, di contenere nel loro cervello una mappa cognitiva dello spazio, alcuni no, alcuni sanno dove sono, alcuni no. Il polpo è chiaramente un alieno, ma a questa domanda ancora non sappiamo rispondere. E per poter rispondere, una volta che ora che abbiamo gli algoritmi, quindi sappiamo come il computer può risolvere questo problema, abbiamo bisogno di collaborare con dei neuroscienziati che ci sappiano dire qual è la rappresentazione mentale che gli animali hanno di questo problema. E questo ancora purtroppo non ci siamo. Però dopo avervi fatto questa introduzione, adesso avete un pochettino di più un'idea degli strumenti che possiamo utilizzare per scoprire come gli animali possono operare diversi comportamenti in maniera ottimale. E allora torniamo al nostro amico polpo e cerchiamo di estrarre delle domande semplificate ispirate da quello che sappiamo che il polpo fa. E per risolverle utilizzeremo gli algoritmi che vi ho fatto vedere. Allora, la prima domanda che ci facciamo è sul controllo. Allora, vi ho detto che le varie ventose, le varie porzioni delle braccia dei polpi hanno un certo grado di autonomia. E allora la domanda è, ma supponiamo di voler costruire un braccio che si muove. È meglio avere un controllo locale o un controllo centralizzato? In altre parole, è meglio che ogni ventosa faccia per sé e decida il suo comportamento per sé? O è meglio che il cervello dica a ogni ventosa cosa fare? Ok? Allora, per fare questa cosa ci serviamo di un modello, abbiamo scritto un modello molto semplificato di come un braccio funziona. È un insieme di molle che collega dei blocchetti, che sono quelli rossi che vedete, si parte da un blocchetto base, si arriva a un blocchetto punta e queste molle vengono, c'è un'onda che le comprime in maniera sequenziale. Tutto quello che le ventose possono fare è aderire. Questa è l'unica azione che consentiamo per le ventose. Quindi le ventose sono rosa quando non aderiscono e poi ogni tanto decideranno di aderire al substrato. Okay? Se l'adesione delle ventose è casuale, il polpo non si muove, o meglio il braccio non si muove. La domanda è se invece c'è un coordinamento di questa adesione che le fa muovere. Allora, le due architetture di apprendimento che studieremo sono questa, in cui ogni ventosa fa per sé, ok? Quindi non prendono ordini,
e quest'altra in cui invece c'è un cervello centrale che dice adesso a questo istante tu aderisci e tu aderisci. Ok? E se guardiamo questa cosa qua all'opera, le possiamo far gareggiare, quindi facciamo partire il nostro algoritmo di intelligenza artificiale, all'inizio non si muovono, a poco imparano a muoversi. Chi è che si muove più velocemente? Allora, non so se avete fatto abbastanza attenzione. Chi è che si muoveva più velocemente, la prima o la seconda? Li facciamo? Allora, partono allo stesso momento e la seconda arriva prima. Quindi in realtà, per nostra sfortuna, avere un dittatore in questo caso ci fa andare un pochino più veloci, ma se noi quantifichiamo che quanto guadagniamo avendo un dittatore piuttosto che comportandoci come ognuno di noi vuole, quello che scopriamo è che quando siamo distribuiti comunque riusciamo a ottenere una velocità che è assolutamente del tutto dignitosa, soprattutto considerando che il dittatore deve sapere dove tutte sono, dove ogni ventosa è e deve mandare istruzioni dettagliate a ogni istante di tempo. Quindi paga un prezzo in complessità molto alto. Ok? Quindi, numero uno, da questo punto di vista sembrerebbe che questa architettura biologica strana in cui ho così tanta autonomia delle parti potrebbe non essere una cattiva idea. Numero due, sempre un problema ispirato al polpo. Supponiamo di avere tanti agenti che rappresentano le mie molte ventose e supponiamo di voler arrivare alla sorgente del nostro odore. Com'è che possiamo fare? Allora, il modello di nuovo più semplice che uno può fare è un modello in cui ogni elemento del gruppo si comporta in maniera che è sostanzialmente indipendente. Non c'è un cervello centrale, ma la direzione emerge. I processi emergenti sono qualcosa che piace molto ai fisici, sono processi in cui non c'è qualcuno che dirige quello che sta succedendo, ma quello che succede emerge da quello che gli individui fanno. Allora, se noi facciamo questa cosa, questo è un modello che è stato che abbiamo adattato da una proposta che è stata fatta di recente da dei colleghi. Supponiamo che ogni ventosa abbia questa regola. Ha una decisione privata, quindi si muove come vuole lei, ma pesa questa decisione privata con una imitazione dei vicini. E c'è un coefficiente, che qui stiamo chiamando fiducia, che dice se sono sbilanciato di più verso la mia decisione privata o verso l'imitazione dei vicini. Allora, come vedete, questo gruppo di agenti, nonostante abbiano, non sia un algoritmo particolarmente sofisticato, no? Abbiamo detto che è un problema difficile per un singolo agente, che l'odore è sparso, che c'è la turbolenza, che la fisica rende il problema molto complicato. Eppure questi, mettendoli tutti assieme e combinando i comportamenti in maniera piuttosto semplice, riescono ad arrivare alla sorgente. Allora, chiaramente c'è un ma, perché se fosse così semplice non avrei dovuto passare un quarto d'ora a raccontarvi la complessità della fisica. E questo ma è che chiaramente dipende da come io scrivo queste regole. E in particolare se mi fido troppo degli altri, in questo caso qua, mi perdo la sorgente. Allora, come faccio a sapere quanto mi devo fidare degli altri e quanto mi devo fidare di me stesso? Di nuovo, si può chiedere a un computer di imparare questa fiducia ottimale. Quello che abbiamo scoperto però è che siccome il problema collettivo è così tanto più avvantaggiato, perché c'è molta più informazione quando sono vicine ai vicini, c'è bisogno prima di studiare il problema semplice. E questo è quello che stiamo facendo. Quindi di nuovo vi racconto un sacco di domande, ma molto poche risposte. Ok, numero 3, e questo è il lavoro di Francesco. Nelle descrizioni dei polpi da parte dei diver, cioè quindi i diver quello che fanno è che
seguono, sanno dove vanno i polpi, li seguono, li guardano e poi descrivono quello che hanno visto. Non possono annotare niente, no? Quindi descrivono qualitativamente quello che hanno visto e molte volte in queste descrizioni, se uno le legge, suggeriscono che i polpi siano in grado di fare come delle imboscate, cioè la preda è lì tranquilla che non sa niente, non ha percepito niente e il polpo a colpo sicuro va e la cattura. Questo è in un ambiente piuttosto incontrollato, quindi non siamo sicuri che sia vero, però ci piace pensare che sia così, anche perché questo invece è un esperimento controllato in cui non c'è luce, è filmato in infrarosso, quindi lo vedete, ma in realtà il polpo non vede niente. E quello che vedete è che c'è un momento di esplorazione in cui il polpo pensa, ma non c'è molto movimento. Nel momento in cui il polpo sembra aver deciso, vedete, apre le braccia e poi si cala verso la preda in una maniera piuttosto diretta. Queste ed altre osservazioni, abbiamo tanti video di questo tipo fatti dai nostri collaboratori, suggeriscono che in qualche modo sia possibile per il polpo fare delle previsioni. Okay? Quindi senza necessariamente muoversi troppo, ci chiediamo, è possibile sapere solo sulla base dell'odore dove sta la sorgente di questo odore? Quindi ci facciamo questa domanda astratta, ispirata da questo comportamento del polpo. Supponiamo di essere adesso in una posizione, dentro questo odore turbolento, non ci muoviamo, acquisiamo informazioni e poi cerchiamo di predire dov'è la sorgente. Ok, allora abbiamo scoperto una cosa interessante. Allora, anzitutto, appunto, come sempre, non so se ve ne siete già resi conto, ma vi racconto una cosa molto complicata e poi vi racconto un modellino che è estremamente semplificato. Ok, questo è perché cerchiamo di capirci qualcosa, poi nel momento in cui i dettagli servono ce li possiamo mettere, però partiamo da una situazione molto semplificata. Quindi io ho il mio polpo, mi chiedo se può predire dov'è il granchietto e modellizzo il polpo come un sistema di palline. Le palline rappresentano le ventose hanno i sensori, quindi sono gialle quando misurano dell'odore e sono grigette quando non misurano niente. Ok? E quindi l'informazione che arriva ai sensori la posso modellizzare come una stringa di zeri e uni. Eccolo lì il mio input. Poi di nuovo faccio girare il mio algoritmo bayesiano, freccetta bianca, output. L'output è la posizione del granchio. Ok? Allora mi posso chiedere se questo algoritmo fatto così funziona. Ci sono un po' di dettagli che mettiamo sotto il tappeto, li lasciamo perdere. Voglio farvi vedere qual è la performance di questo algoritmo semplice quando il polpo è vicino al granchio e quando il polpo è lontano dal granchio. Okay? Questo è il modello 0. La propriocezione perfetta in questo caso significa che la posizione dei sensori è perfettamente conosciuta. Okay? Sappiamo che per il polpo probabilmente non è così, ma partiamo da questo esempio semplice. Allora, con propriocezione perfetta vedo che quando il polpo è vicino al granchio, la predizione è quasi perfetta. Scusate, non ho messo la scala, ma quello è molto vicino a 0.